Massimo. Cognome. Satta. Data di nascita. 2/7/1969. Professione. Musicista e arrangiatore. Segni particolari. Talentuoso. Molto talentuoso. Caro Massimo, Buongiorno, Massimo. ben trovato. Buongiorno Max, voi. in realtà perché poi io Massimo non l'ho mai chiamato, quindi non ci riesco. Buongiorno Max, mi viene meglio, assolutamente meglio, ma come 3/4 della gente che ti Non conosce. si pone problemi lui. Tranne forse i genitori che Massimo ti chiameranno ancora. O Massimiliano. ogni tanto. Ogni tanto. O tutti Max, anche a casa. Mi chiamo. È molto più facile. È pronto. È pronto. Quando ti vedono, perché sei sempre in giro per l'Italia a suonare. Stamattina, proprio qualche minuto fa, quando ti ho detto ma lo sai che è morto Mango, anche te hai avuto la stessa espressione che ho avuto io mentre ero in giro col cane alle 6 del mattino. Ho sentito la notizia per radio, per telefono in realtà, stavo ascoltando la radio. Tu ci hai mai suonato con Mango tra i tanti? No, mai. È forse l'unico che ti manca tra i tanti. Tu hai suonato con Dalla proprio negli ultimi giorni, poco prima, insomma, che anche lui un mese morisse. prima, Anche Dalla, se non sbaglio, è morto Infarto. Sì, è un po' dopo Sanremo, dico. È morto dopo Sanremo, durante una data in Svizzera. Esatto. è un po' quella cosa che uno non può 68 prevedere, anni, insomma, e arriva così. Comunque sia, Mogol ha scritto tanto per Pino Mango. Sì, tutti Mango e diciamo i più grandi successi, insomma, li ha scritti Mogol, Mediterraneo, eccetera, eccetera. Insomma. Ora, per allacciarci e arrivare appunto a quello che è il motivo del tuo essere qui, ma in realtà non solo questo, c'è anche altro, partendo dal più vicino impegno che ti ha visto poi protagonista, questo CD che con le canzoni di Mogol Battisti, però riviste in chiave rock, New Era poi è la nuova era di queste canzoni, ma anche il gruppo, no? Il progetto, che è un progetto, insomma, che è legato a una serie di canzoni straordinarie che tu insieme a Mogol avete pensato di rivedere in chiave rock. Perché innanzitutto? Perché Questa è una bella domanda. Non te l'ha fatta nessuno, neanche TG5. No, non me l'ha fatta. Perché questo è un parolone, è una domanda troppo importante. Perché bisogna chiederlo a Mogol? Bisogna chiedere a Giulio. Forse è arrivato il punto, insomma, l'esigenza, ecco, di riproporre quei brani che ha scritto 40 anni fa, e quindi cercare una chiave, poter riproporre alle nuove generazioni questi capolavori, insomma. Poi noi ci abbiamo provato, insomma. Certo, adesso facciamo vedere anche la copertina dell'album, eccolo qua. Ed è un album bellissimo, credetemi. Tra l'altro poi Massimo Satta, da quanto tempo vivi a strettissimo contatto come arrangiatore di fiducia di Mogol? Ho dovuto fare la gavetta, cioè io collaboro con Mogol e col Chet da circa 9 anni, diciamo come arrangiatore 2 anni e mezzo, prima 3 anni, esatto, devi fare tutto quanto l'iter, certo. Vabbè, perché la fiducia di Giulio Rapetti, Mogol, si acquista pezzo per... Non è semplice, non è in arte, no, acquisito come cognome. Se tu gli dici in arte ti picchia. Sì, Matteo, tu conosci bene. Io non sapevo questo dettaglio. Bisogna fare le cose semplici, per favore. Cominciamo a dire che non mi chiamo Mogol, Non mi chiamo Mogol, il mio cognome è Mogol. Basta, silenzio. Sì. Così. Prendo atto. Assolutamente. Lui, a parte essere un genio veramente, poi ancora innamorarsi dei suoi pezzi, perché quando abbiamo fatto serate insieme a Massimo Satta, insieme al resto dell'FBI Band, che in realtà, insomma, io dico FBI Band, ma ci sono dietro personaggi come Daniele Russo, Alessio Popolo, Massimo, i miei fratellini Sanna, esatto, i tuoi fratellini, Alessio Sanna, Alessio Popolo, Massimo Sanna, scusami, Emanuele Sanna, Contis, eccetera, Emanuele Contis e quant'altro. C'era Giulio che si innamorava a risentire queste canzoni reinterpretate dalle Valentes una volta, da Diablo un'altra, Randy Roberts, Bianca Azzei. Insomma, in questo progetto chi ha cantato? Randy, se non sbaglio? C'è anche Randy, c'è anche Randy. C'è Randy, Deborah Johnson, che è la figlia di Wes, e poi il cantante, diciamo quello che è più presente nei brani, è Lorenzo Campani, che ha lavorato in Notre Dame de Paris di Cocciante, come no, certo, negli ultimi 5 anni, insomma. Questo potrebbe essere un bel regalo per Natale, appunto, questo progetto e questo CD, anche perché, insomma, bisogna, penso io, ancora dare un po' di merito a questi uomini che si danno da fare, e il supporto in CD, oltre alla musica scaricata, è bello poterlo tenere lì, sfogliare il libretto, vedere dentro le foto, capire come una canzone, insomma, è venuta fuori.
rispetto alla musica scaricata, che vabbè sarà il futuro, è la modernità, ma io preferisco ancora, se vogliamo Sempre il ancora, CD. anche il vinile preferisco. Sì. Stiamo pensando di stampare. Adesso Esatto, vediamo un fare una attimo. cosa quindi su vinile, visto che appunto Red si parla Ronnie di ci ha canzoni. consigliato questa cosa. Sì. Appunto, perché questo meriterebbe Il vinile anche appartiene alla un bel mia vinile. cultura, Comunque alla tu mia prima hai storia, detto dobbiamo chiederlo a Mogol. Perché? Non so se in questo contributo lui dirà perché, però andiamo a Beh, vederci. si capisce, dai, un po' traspare questa. Andiamo a vederci le parole di Mogol e sentire un po' Mogol, appunto legato a questo progetto New Era. Ragazzi, è tardi, è meglio che andiamo a riposare. Domani mattina ripartiamo con lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto in questi giorni. Sono contento che non abbiamo preoccupazioni. La libertà ci rende forti, ce la saremo. Te che ancora notte già prepari il tuo caffè e ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, un anno di più, stessa strada, stessa porta, scusa se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te, fammi entrare per favore. Forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tuo ora sei in tutti i sogni miei. Quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Quel gran genio del mio amico. Il disco è finito. Vi devo dire che mi sento orgoglioso e fortunato. Penso che siamo stati assistiti. C'era qualcun altro con noi. Abbiamo avuto più di un aiutino da un mio amico. Battisti, il suo amico era Battisti. Io stavo girandomi verso Massimo chiedendo, ma siccome non si vedeva benissimo la faccia di quell'amico, quel gran genio del mio amico, io direi appunto, che è sempre stato presente, anche raccontando poi Mogol nelle varie serate che abbiamo fatto insieme, quanto comunque, nonostante dopo gli anni 80, dopo il 1980, quando si sono divisi professionalmente in qualche maniera, nonostante lontani, e anche durante la malattia, lui abbia sentito forte la presenza di Battisti, e Battisti probabilmente anche quella di Mogol, insomma. Sì. Si sono sempre un po' tenuti la mano e compensati l'uno con l'altro, anche pur prendendo strade diverse. Tu hai sentito anche l'arcobaleno, quindi. Sì, io ho sentito anche l'arcobaleno e
la storia dell'arcobaleno è incredibile. Non c'è tempo adesso perché in realtà porteremo via poi quelli che sono i minuti preziosi per raccontare te e Massimo, però la storia dell'arcobaleno un giorno tornerai, la racconteremo, magari un giorno tornerai con Giulio. Tornerò con Giulio, certo. Ecco, e la racconteremo con lui. in televisione. Certo. Tu stai zitto perché bisogna fare le cose semplici. Tu sei complicato. Sai Tu sei imitare, complicato. sai imitare. Comunque, quando si rifà un'operazione di questo tipo e si riprende in mano musica che è eterea, che è eterna, che è insomma storia per tutti, c'è sempre, no? E Mogol sarà stato il primo a saperlo, il rischio che riproponendola in un'altra chiave poi perda qualcosa. Invece in questo progetto, come credo Francesco De Gregori abbia detto bene, la musica non deve rimanere lì ferma come un'immagine di un dipinto, di un quadro, si può riprendere e ricollocare. Ecco, in questo progetto sono state proprio veramente riviste canzoni con questi arrangiamenti che tu hai creato, che sono straordinari. Qual era la sensazione iniziale? Cioè, Giulio, che è uno molto pignolo, cosa diceva all'inizio? È lui che ti ha proposto questo progetto, però all'inizio cosa cercava da te? Beh, lui mi ha detto tu devi, insomma, tu la voce la fai meglio. Devi fare le cose semplici, mi raccomando, fai le No, mi cose ha detto semplici. tu devi fare questo, devi farli tu gli arrangiamenti. Gli ho detto Giulio, ma tu mi devi far toccare sti brani, ma è assurdo, io non sono in grado di fare una cosa del genere, lo devi fare tu, insomma. Comunque lui ha voluto assolutamente che io mi mettessi a lavorare su questi brani. È stato durissimo perché non ho dormito per tante notti, ci perché credo, sono dovuto andare a ci credo, ricercarmi responsabilità. Allora no, facciamo una cosa adesso, visto che anche se siamo un pelino lunghi, lo so, siamo un pelino lunghi, pazienza, ci aspetteranno quelli del meteo. Facciamo vedere anche il TG1 e tutto il resto delle cose, insomma, che sono state raccontate attraverso questo progetto che ti vede protagonista. E la cosa assolutamente meravigliosa, lo dico io perché non lo deve dire Massimo, è che in Sardegna ci fosse stato un giornale che gli avesse fatto un articolo. Cioè ne hanno parlato al TG1, al TG5, Rai 1, Rai 2, Rai 3, noi ne stiamo parlando. Ci fosse stato uno che gli avesse fatto un articolo sul giornale, ed è sardo, quindi alle volte è per quello che diciamo quanto è difficile essere Nemo profeta in patria. Prego, e poi andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo. Scusa se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, sono caduto. 12 classici di Mogol Battisti in versione rock, eseguiti dal gruppo New Era, che sono artisti nati dal CET, la scuola di Mogol, che ha voluto fortemente questo splendido album, di cui è anche produttore. Mi ritorni in mente, bella come sei. Ho pensato che lui stesso probabilmente l'avrebbe fatta questa operazione, sia conoscendolo. E comunque secondo me ci è stato vicino, che ripeto il risultato è superiore a quello che noi potevamo forse dare. Risentendoli cantare così, che emozione ti hanno dato? Vanno bene, vanno bene. Vanno bene. Sì. Non c'è una virgola che toccherei. Toccheresti niente? Niente. Se tu dovessi dire oggi, appunto a 30 anni di distanza, cosa avete combinato con Battisti, cosa diresti? Belle cose. Abbiamo avuto più di un aiutino da mio amico. Te che ancora notte già prepari il tuo caffè. Allora, torniamo in studio e con Massimo Satta ancora qui con noi. Io direi, Massimo, tu non hai ovviamente solo questa parte di carriera alle spalle, tu hai una passione che nasce a che età esattamente? Perché tante volte mi sono trovato a intervistare i tanti che cantavano dove lui suonava, ma pochissimi, anzi forse è la prima che io intervisto Massimo Satta, perché o forse la seconda, per radio è successo qualche altra volta. Sì, parlo raramente io. Esatto, sono lui è uno che parla poco, imbarazzatissimo. infatti per riuscire a convincerlo a venire in trasmissione ho dovuto far uscire un disco. Ho dovuto convincere Giulio Rapetti Mogol a fargli fare un disco. No, però la tua passione per la chitarra e per la musica è proprio da bimbo o è venuta fuori dopo? Avevo 9 anni. 9 anni, quindi la prima sì. chitarra lì, il primo regalo? Primo regalo, sì, assolutamente. Poi avevo tutti i miei zii musicisti, quindi ho appreso e ho iniziato a suonare proprio le canzoni di Battisti Mogol. Quindi vedi che come si incrociano le sì, strade, poi della tutto sorte, ritorna, è tutta una grande Sì, rotonda la esatto, vita, sì, prima o sì, poi sì. ci si rincrocia. Sì.
Beh, allora diamo un contributo con queste immagini a ciò che hai fatto anche con tanti altri grandi cantanti e cantautori della musica italiana, perché sono ormai veramente tantissimi anni che è uno dei chitarristi più importanti della scena italiana, Massimo Satta, e ci tengo a risottolinearlo. Servizio al TG1, servizio al TG2, Canale 5, Rete 4, Corriere della Sera, Repubblica, e in Sardegna un articolo, uno sull'uscita di questo disco fatto e arrangiato da Massimo Satta non è uscito. Questo non per far polemica, ma per dire le cose come sono. Clip e poi torniamo. Per guardare il mondo vorrei molto di più. Che c'è, userai più degli occhi miei, perché io sono sicuro con te c'è molto di più, e chi mi manca sei tu. Fammi volare e poi farmi guardare, perché sei quello che vorrei tu fossi mia, come una splendida poesia, se fosse una magia per noi, come in una favola. Io e te vorrei tu fossi mia, l'unica solamente mia, come se fosse una magia, ma che non svanirà, non passerà. E 20 feste e vedi gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa, sì d'accordo, ma poi tutto il resto noia. No, non ho detto gioia, ma noia, maledetta noia. Senza piani stay, come ti vorrei, come ti vorrei, ti vorrei qui con me. Applaudi. C'è da fare e cambiare mezzo mondo e dare a tutto un senso molto più profondo. Col sole in faccia si sa che gran fatica sarà controllare l'aridità. È inutile parlare, fare finta di guardare. C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare, c'è da fare un casino anche contro il destino, c'è da fare, da rifare, c'è sempre qualcosa da fare e tu lo sai, e tu lo sai. Hey! C'è da fare, sai. C'è da fare, sai. Gatto Pancieri, Califano, Iva Zanicchi, Pago, Corona, perché stavamo parlando di questo. Tu hai iniziato proprio lì, quanti anni avevi? 24-25 anni, sì. E hai fatto il tour, quello quando Corona era in auge, forte, no? sì, Con This is the Rhythm of the Night. Beh, insomma, devo dire una bella grande carriera. Abbiamo in Sardegna delle eccellenze in campo musicale e guarda, oggi ancora di più, se vogliamo sposare questa cosa col fatto che ci sono due ragazzi che se la stanno giocando anche a X Factor, che
che comunque sì. l'uno e l'altro hanno delle grandi doti. Molto bravi, sono veramente molto bravi, sì. sia Matt che Mario. Però abbiamo Marco Carta, abbiamo anche Valerio Scano, perché comunque non ci si deve dimenticare anche di queste realtà. E poi abbiamo musicisti pazzeschi, tantissimi musicisti abbiamo pazzeschi, veramente davvero dei talenti enormi. E siamo poco avvezzi a fargli un po' di pubblicità, o perlomeno a dargli la considerazione che meriterebbero, e questo un po' dispiace. Però Massimo Satta stamattina è qui con questo disco bellissimo. Se abbiamo la copertina, fatela rivedere anche in onda, che potrebbe essere un bel regalo per Natale. Le canzoni di Mogol Battisti in versione rock, New Era, che poi il progetto è anche un po' la band, insomma questo gruppo di personaggi straordinari, tra i quali anche Roby Sanchez Pellati, che è stato batterista per tanti anni di Ligabue, arrangiato tutto da quest'uomo qui. Inquadratelo, fatelo vedere, perché tutti gli arrangiamenti Mogol ha pensato di farli fare a questo signore, e questo signore si chiama Massimo Satta. Io sono veramente molto felice di averlo avuto qui questa mattina. Un po' di messaggi però prima di chiudere, perché sennò è brutto non chiudere, anche se andiamo fuori tempo, con i vostri contributi che arrivano anche legati al Cagliari e alla partita di stasera, e a quello che ha detto Valerio Vargio. Ha ragione, Zeman tatticamente è una frana, forza Castellù sempre. Poi andiamo oltre, andiamo ai prossimi messaggi che sono arrivati. Alcuni di questi riusciamo a leggere prima di chiudere, per dare almeno un po' merito. Rivogliamo Vargiu coi baffi e Corda con i capelli. Note dolenti docet sarà, o notte dolenti docet, non lo so, la firma è quella. Comunque do un'idea a Massimo Satta, perché non lo fate anche in vinile, e infatti l'abbiamo detto poco Esatto, fa. sì, ce l'aveva già richiesta questa cosa Red Ronnie, quindi Esatto, poi c'è chi ha finito l'albero di Natale, e siamo felici di vederlo, tra virgolette, insomma, già acceso. Ecco, no, è lì proprio acceso. Abbiamo finito l'albero di Natale, buone feste, siete bravissimi e bellissimi. Highlander, grazie, che meraviglia. Dov'è che l'ha fatto l'albero di Natale? Nel garage? Al di là di questo, andiamo a chiudere con l'ultimo messaggio che ho visto prima, dove c'era scritto grande Massimo Satta o grande Max Satta, roba del genere, se non ho visto male. Eccolo qua, sì, grande Satta Max, musicista serio e umile, orgoglio della Sardegna, altro che X Factor. E con questo voglio chiudere, perché è così, e d'altronde dobbiamo prenderci un po' di spazio per dire bene e dire bravi o bravo quando uno che vive in Sardegna e che fa tanto bene fuori dalla Sardegna ma anche in Sardegna viene riconosciuto, e a livelli altissimi, appunto come Massimo Satta. Grazie ancora. Grazie, ho detto a voi. tutto io, tu hai Grazie detto che sei uno che parla poco. Parlo infatti poco. fra un po' Preferisco l'intervista suonare. l'ho fatta io, l'ho fatta a te, ma ho risposto io fra un po'. Bravo Matteo, bravo. Perché tu non parli, sei sempre il solito, sei. Buon Natale, visto che da oggi si può, oggi è sdoganato. Se non ci vediamo prima, allora noi ci sentiremo, sicuramente, certo. però in TV magari no. Buon Natale, grazie, è stato bello anche per oggi. Scusate se abbiamo un po' reso la puntata dell'Immacolata e di questo 8 dicembre infuocata all'inizio col presidente Mameli. Io avevo promesso di essere buono, ma con lui è difficile farlo fino in fondo.